E tu, che parrocchiano sei? Che parrocchiano sei? Che parrocchiano sei? Aspetta, no. Aspetta. Padre nostro uno, che sei nei cieli 2, sia santificato il tuo nome 3, venga il tuo regno 4, sia fatta la tua volontà 5, come in cielo così in terra 6. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Figlio prodigo, lui voleva liberarsi, no? Voleva uscire dalla sua realtà, in realtà si è trovato schiavo ancora peggio. Sego! Il paperino alla messa! Stavamo dicendo? Il paperino! Grande Don! Tu, dammi la tua macchina! Guarda, in casa, do il cellulare, questo, guarda, mi dispiace che non è nuovo. Stai zitto! No, c'è anche l'altro di qua, ecco, oh! Oh, grande Buddha, salve ceduto Celestina, Allah, facci la grazia! Sto pregando, santo Agir, pregando! No, guarda, questa è una chiesa, qui si prega Gesù Cristo, lei mi sente un po' confuso. Non è moschea di Santo Patrizio? Mannaggia, ho sbagliato! Oh, grande Allah! Non c'è bisogno che tutti leviamo più così tanto, voglio dire, anche Gesù da bambino faceva le sue marachelle. Peccatore elettrico, Samaria, bruciaia d'inferno! E quando furono soffiati, disse ai discepoli, raccogliete i pezzi d'alzata, perché nulla va dappertutto. Li raccolsero e li diedero 12 canestri, con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che gli aveva concluso, cominciò a dire: questo è davvero un profeta che deve venire nel mondo. Ma Gesù, sapendo che stava per venire a prendere la mare, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo. Parola del Signore. Mamma, non voglio andare a scuola! Ecco, vedete, la parabola di oggi, quella della pecorella smarrita, è una parabola estremamente interessante. No, non sono d'accordo! Ma sì, invece, perché c'è Gesù che segue anche solo una pecorella, non bada alla maggioranza, non bada alla massa, si preoccupa di ognuno dei suoi figli, non ha un concetto di tipo economico o di convenienza. Non sono d'accordo! Se avrebbe il concetto di tipo economico, se ne venderebbe le pecore invece di tenersene. Senti, vuoi venire tu a farlo vedere al nostro io? Ah, no, vada lì, aspetta. Oh, buongiorno signora, ciao, oggi non ho molto tempo di parlare perché c'è state ragazzi. Oh, stasera c'è lo spettacolo finale, ma questi ragazzi sono stati tanto bravi, hanno fatto un sacco di iniziative, sempre tutti qua, tutto il giorno. Come ha ragione, bravo! Perché poi questo animatore qui non è mica un criterio, ha lasciato tutte le cartacee, tutti i tavoli per radio, le sedie, sbada bene, sbada boh, una cosa, insomma. Già, Don Sergio, ha proprio ragione lei! Perché vede, qui c'è bisogno di più giovani, voglio dire, c'è tutti vecchi dappertutto, ci vorrebbero più giovani che si rimbocchino le mani e si diano da fare. Ha ragione Don Sergio, anche a miei tempi ha ragione! Però vede, tutti questi giovani sempre in giro, cioè ci sarebbe
c'è il mio permesso, non si può fare niente. Sta al tuo posto. E tu, che parrocchiano sei?